Questa sera, insieme a Viviana e Claudio, vogliamo assaggiare insieme un nuovo nato della vostra famiglia, un semillon al 100%, calma e gesso, Eccolo qua che lo facciamo vedere. Perché poi adesso parliamo di questo vitigno, il semillon, Sì. no? Cioè che di solito non si vinifica in purezza, No. Quindi Il- cioè, voi proprio siete proprio temerari come un vostro vino, No, insomma. Voi... ci sono delle motivazioni, insomma, in realtà. Il Semillon sostanzialmente è normalmente nelle vigne il compagno del Sauvignon. Esatto. Diciamo, specie nella zona del Bordeaux, sia per fare i Bordeaux bianchi, diciamo così, che per fare i vini dolci, quelli che sono i Sauternes Il Sauternes, sostanzialmente. che è il vino, lo diciamo, insomma, cioè, molti lo sapranno, ma la maggior parte, insomma, è il vino muffato più Beh, insomma, è nel mondo più conosciuto, insomma, è diciamo che qualcosa, eh? un bel prodottino, insomma, ecco. Un bel prodottino, insomma, così, insomma, per chi non lo conoscesse, insomma, questo Sauternes che è fatto da Semillon all'80%, insomma, mi sembra 80% e più il Sauvignon Blanc. Poi c'è anche una piccola, cioè c'è una percentuale di qualche altra cosa che adesso non mi Sì, no, ricordo. le AOC francesi sono sempre molto più morbide, diciamo, come condizioni. Quindi in realtà ogni Sauternes è fatto con percentuali diverse di Sauvignon e Semillon, o addirittura a volte è solo Sauvignon o solo Semillon. Montbazillac, per esempio, sono solo Semillon. Ho capito. Il muscadel, cioè a volte Sì, ci il mettono una muscatello piccola in percentuale, piccole parti. ma in piccole parti, Sì. insomma. Ma E quindi soprattutto per voi... i Bordeaux bianchi e secchi, diciamo. Siccome Ah, il Sauvignon che viene in Bordeaux è estremamente delicato, molto tenue, molto profumato, ma altrettanto, diciamo, esile, ecco, non mi viene la parola, esile. Il Semillon invece viene usato per tagliare questi Sauvignon perché è un vino che ha di solito molta spalla, non è particolarmente aromatico, però aiuta molto nel fare i blend, perché poi a Bordeaux mettono i bianchi nel legno nuovo, nelle barrique nuove, e hanno bisogno di un vino che sopporti in qualche modo l'impatto con legno, insomma con un legno nuovo che è particolarmente invasivo. E a certo. loro serve, a noi non serve particolarmente nel Sauvignon, e in attesa di riuscire a fare questo vino dolce famoso che non si riesce mai a fare, le prime vendemmie sono talmente, diciamo, sono state buone, e alla fine abbiamo deciso di farli uscire con questo vino al 100%. Allora, innanzitutto, allora, però diciamo Semillon perché deriva da Saint-Émilion, insomma, Esatto. questa località, insomma, quindi è proprio un vitigno francese, ma voi giustamente amate i vitigni francesi, avete preso questo potere dove ci sono alcune caratteristiche che dicevamo anche l'altra volta, dove insomma vengono bene questi vitigni, però stavo leggendo che esistono due tipi di Semillon, uno grosso e uno piccolo, no? Sì, sì. E il vostro qual è? Perché voi Questo è prendete è sempre... il Petit Semillon, è quello Ok. a grappolo, a chicco più piccolo, a grappolo più piccolo, diciamo. E come mai avete fatto questa scelta? Perché voi non fate mai cose a caso, insomma. Sì, è stata molto particolarmente decisa. Sostanzialmente c'era solo questo e quindi abbiamo preso questo. Ah, ok. Al momento dell'acquisto c'era talmente poco Semillon disponibile in tutta Italia che, diciamo, in qualche modo, poi mi sono studiato qual era, sostanzialmente dal punto di vista organolettico è quello che dà, diciamo, profumi e resistenza al sole un pochino maggiore, perché ha la Ok. buccia un pochino più spessa, diciamo, e quindi alla fine andava benissimo e l'abbiamo preso. Ok, ok, ok. Perché poi il semillon, cioè, è difficile coltivarlo? Cioè, è una vite No, no, è vigorosa? un'uva semplice, è Eh, un'uva, diciamo, è una pianta piuttosto robusta che non teme molto e farebbe anche tantissima uva se uno non la tenesse, diciamo, con una potatura per fare qualità, diciamo così, per fare un certo, raccolto certo. un pochino più Infatti delicato. è vigorosa come Sì, pianta, sì, sì. insomma, produce tanto. Che poi in Italia è diffusa un po' a macchia di leopardo, perché fu portata da Napoleone, insomma, ai tempi di Sì. Napoleone, però centro Italia, cioè non ha una zona proprio tipica in Italia, no, dove si coltiva il semillon. No, beh, storicamente che è successo? Che nelle zone dove c'era il Sauvignon è stato portato per primo,
ma immediatamente si è capito che non ce n'era bisogno, perché il Sauvignon italiano, specialmente friulano, è talmente importante che non ha bisogno assolutamente di una spalla, diciamo così, come quello francese. Poi nelle altre zone è stato piantato via via, soprattutto per fare vini dolci, e tuttora è mantenuto sostanzialmente per fare muffati, vini dolci. Ok, invece voi avete fatto questo vino, via. Un vino invece non dolce, diciamo, No, io assolutamente no. ho avuto modo di assaggiare un paio, due o tre semillon secchi, Ah, sia francesi che italiani, e devo dire, alla fine erano abbastanza interessanti. Ovviamente questo nostro è molto meglio di tutti e tre quelli che abbiamo assaggiato in ma è precedenza, ovvio, e per quindi questo. mi ha convinto ad imbottigliarlo, cioè, così in assoluto, diciamo. E questo è il primo esperimento, questo è il È la primo anno primissima che vendemmia. è la primissima vendemmia, quindi adesso lo assaggiamo con molta curiosità. Ma perché si chiama, allora, Calma e Gesso, innanzitutto, perché voi avete sempre questi nomi Sì, particolari, ma eh? no, si chiama Calma e Gesso perché normalmente, proprio perché infatti il Semillon ama i terreni gessosi. Mhm, eccolo qua. Noi abbiamo questa fascia in cui poi di fatto è piantato anche il Sauvignon, che ha questa, diciamo, rispetto agli altri terreni della nostra azienda, ha una percentuale maggiore di gesso. Non è un terreno che arriva a percentuali di gesso tipo quella dello Champagne, per esempio, che insomma non è così alta, però è un terreno sicuramente più gessoso degli altri, infatti è più bianco, si vede la differenza. E poi questo vino, ecco, ti dico solo che la vigna è del 2013 e la prima vendemmia è stata del 2019, quindi la calma è stata proprio necessaria per non, tutto sommato, per non sradicare la vigna e rinunciare, perché è un vino che ci ha messo tantissimo Ah, a maturare dal punto di vista proprio della fruttificazione. Ha fatto per 3 anni solo pochissima uva praticamente, quasi niente. Però diciamo, ci siamo informati ed effettivamente a volte certi cloni, certi tipi hanno questa particolarità di funzionare dal punto di vista, diciamo, botanico, di funzionare con lentezza. Quindi calma e gesso, giustamente nel terreno c'è il gesso, e come dire, si confà poi al vino. Mi è venuto in mente questo detto che poi si usa nel biliardo, no? Calma e gesso si usa nel gioco del biliardo, certo. però era ben tagliato per questo vino, insomma. Che ci sentiamo in questo semillon? Ma io non ho assaggiato, ti ho detto altri. La differenza fondamentale che sento in questo è che ci sono tanti agrumi, che normalmente non fanno parte, diciamo, almeno in maniera diciamo, sostanziale dell'aroma del semillon. Ok, quando si pensa insomma, al semillon non si pensa agli agrumi, Non invece tanto, devo dire. Qui invece c'è una netta nota di agrume, di pompelmo, eh di sì, buccia una nota d'arancia, per agrumata, esempio. sì. E poi va leggermente un pochino a sfumare in quella che è un po' la frutta tropicale, sostanzialmente il mango, l'ananas. Eh sì, perché sì, frutta gialla, insomma, Diciamo è un vino non aromatico, considerato non aromatico, che quindi no, ha sostanzialmente i profumi dei frutti bianchi, diciamo, poi la freschezza, quindi anche in qualche modo la precocità della vendemmia. Il no. Semillon, secondo me, e l'ho visto fare a Bordeaux, non è che va vendemmiato sempre precoce, perché anche diciamo, come aiuto al Sauvignon, Ah, ah. deve essere potente e acido, altrimenti si siede subito, diciamo, tende a diventare un vino piuttosto anonimo in qualche E il modo. tuo perché è diverso? Qual è la caratteristica che ti piace di più del tuo vino, insomma, di questo Ma nuovo a me nato piace, nella a me di famiglia questo vino Casalinga? piace la freschezza, l'eleganza, però accompagnata, senti com'è, rispetto anche al Sauvignon, al nostro Sauvignon, è un vino che quando lo bevi è ampio, è potente, non è un vino esile. Poi ti riempie tutta la bocca, è Sì, persistente. Io ancora molto, ho... è tondo, diciamo così, è un vino che rimpiazza, diciamo, i grandi profumi di altre uve con secondo me, una beva molto interessante, perché c'è l'acidità ma c'è anche la potenza, si sente proprio, riempie la bocca il vino, diciamo così, non è un vino Esatto. esatto, non so se... Sì, sì, che ti passa così, insomma. Esatto, Ma quante bottiglie avete fatto di questo Semillon? poche, Poche. 1200, 1300. Quindi proprio una produzione, insomma, limitata di qualità, insomma, è in linea con voi, diciamo. Eh? Noi abbiamo 2 vigne di Sauvignon
e una di Semillon, che teoricamente dovrebbero andare a comporre un unico vino e che nel complesso dovrebbero fare un 3, 4, 5 mila bottiglie di vino, diciamo così, nel loro complesso. Però una delle vigne di Sauvignon, incredibilmente, non è ancora entrata in produzione, anche se è stata piantata nel 2013. Ok, perché come ci dicevi, insomma, sono tra la produzioni scarsezza lente. di frutto e, e i tanti caprioli che ci stanno, non riusciamo mai a tirar via l'uva praticamente. Arrivano E prima quindi loro. diciamo che per ora stiamo sfruttando queste due vigne per fare, in un certo senso, queste nicchie, questi prodotti un po' particolari. E che lo abbiniamo questo Semillon 100% qui Allora, caldo questo e Semillon gesso? 100%, io lo sto, come si dice, gli sto tirando il collo, nel senso, ti dicevo, a me piace molto il fatto che sia un vino molto pieno quando lo bevi. E in effetti l'abbiamo provato dalle cose ovvie, diciamo così, dal pesce bianco al pesce crudo, ma questo è un vino che accompagna benissimo le carni bianche, anche se non è passato in legno, perché comunque tra la sapidità e il... Poi io sono, negli abbinamenti, devo dire, sono molto bianchista, secondo me la cucina per i grandi rossi, bisogna andare a cercare qualche piatto, diciamo, regionale, perché non c'è più sostanzialmente, ecco perché a me piace tanto il Pinot Nero, perché il Pinot Nero secondo me è un rosso che ancora si abbina benissimo alla cucina, diciamo, più moderna, più leggera, Certo, sì, sì, più light. ho capito quello che vuoi dire, certo, quando dicono ste E, carni, ma chi e le mangia secondo me più, molte insomma, volte i tutte vini queste bianchi cose. soffrono, esatto, scusami, e secondo me i vini bianchi spesso soffrono di una sorta di ghettizzazione, nel senso il vino bianco va col pesce. Non è vero, il vino bianco sa benissimo con tutta una serie di altri piatti. Per esempio, questo è un vino che va benissimo con la pasta anche al pomodoro, per esempio, tutto quello che riguarda i sughi di pomodoro, magari non andando a un ragù bolognese, diciamo così, no? Mantenendosi Certo. sui sughi a base di pomodoro, sta benissimo col pomodoro, che non è poi un abbinamento facile, il pomodoro ha una sua acidità. Esatto, infatti è sempre Ormai, difficile perché non è una cosa facile. ormai Uno sembra una pasta al quando è pomodoro, cotto, cioè è facile abbinare, invece no, invece insomma, l'acidità non del proprio, pomodoro, esatto, esatto, esatto. non è Però sta bene facile. con piatti più ricchi, diciamo così. Ecco, io lo sto provando anche col coniglio, lo sto provando con le carni bianche in generale e va benissimo perché non viene minimamente sovrastato, diciamo, dal piatto. Senti, io vi ringrazio, facciamo un bel Grazie. cin virtuale e ci vediamo presto dal vivo. E viva il Semillon di Casavic. Ti Grazie. ringrazio. Ciao. Ciao e grazie Ciao, ciao. sempre. Ciao, ciao, ciao.